24 marzo 1980, ore 18:26, nella cappella dell'ospedale salvadoregno della Divina Provvidenza, l'arcivescovo di San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, che tante volte aveva levato la sua voce contro le ingiustizie e le violenze perpetrate dalla casta militare al potere, viene ucciso con un colpo di fucile da un sicario al soldo del governo. Oscar Romero fu un martire e, come ci ha ricordato il Vangelo di oggi, non quello che è stato proclamato, ma di questo giorno, nessun profeta è bene accetto in patria. E così è avvenuto per Oscar Romero. Non è stato ben accetto, almeno inizialmente, a Giovanni Paolo II. Non è stato ben accetto dai confratelli vescovi della Conferenza Episcopale Salvadoregna, che hanno usato nei suoi confronti parole durissime e false. Non è stato ben accetto dall'establishment, dalla classe al potere. È il destino dei profeti. E noi siamo attenti alle voci dei profeti di oggi, perché ancora oggi ci sono dei profeti. E noi siamo impegnati a diventare quello che siamo in virtù del nostro battesimo. Siamo profeti in virtù del nostro battesimo. Cioè siamo impegnati a diventare da professori della fede a confessori della fede. Siamo impegnati a passare da una fede rassicurante, intimistica, senza sussulti, ad una fede che si impegna per un mondo più giusto, più solidale, più fraterno, nella pace. Il cammino di conversione di Oscar Romero è durato fondamentalmente un triennio, dal 77, quando fu nominato arcivescovo di San Salvador, al giorno della sua morte. Prima pensava che fosse sufficiente dare ai poveri i soldi che dai ricchi riceveva. Poi ha capito che occorreva invece denunciare le strutture sociali, politiche, economiche che erano all'origine della povertà. E qui mi vengono in mente le parole di Elder Camara, famose, citate più volte da Papa Francesco. Diceva così Elder Camara, il vescovo Elder Camara, chiamato il vescovo rosso: quando do da mangiare ai poveri, tutti mi chiamano santo. Quando chiedo perché i poveri non hanno cibo, tutti mi chiamano comunista. Ecco, il cammino di conversione di Oscar Romero ha un punto di inizio ben preciso: la morte di un suo amico, di un padre gesuita, assassinato, padre Rutilio Grande, che recentemente è stato proclamato beato. E comunque è un cammino di conversione sempre illuminato
illuminato, guidato, orientato, plasmato, sostenuto dalla parola di Dio. Questo emerge chiaramente dalle sue lettere pastorali, dalle sue omelie, dal suo diario. E allora anche noi vogliamo rifarci alla parola di Dio che ora abbiamo ascoltato. Lo ripercorriamo brevemente, questo Vangelo. Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re. Questo re è Dio Padre, che fece una festa di nozze per suo figlio, che è Gesù. Matteo usa questa espressione, regno dei cieli, non usa l'espressione regno nei cieli, per dire che si tratta non di una realtà che ci attende dopo la nostra morte. Usa questa espressione per indicare quella società alternativa che Gesù è venuto ad inaugurare nella sua persona e alla cui realizzazione chiede a ciascuno di noi di collaborare. È quel regno in cui il salire cede il posto allo scendere, l'accumulare cede il posto al condividere, il dominare cede il posto al servire. E paragona questo regno dei cieli ad una delle feste più belle e gioiose della vita, la festa di nozze. È così che viviamo la nostra fede? Come una festa, come una gioia, oppure come un peso di cui faremo volentieri a meno? Egli mandò i suoi servi, sono i primi missionari cristiani, a chiamare gli invitati alle nozze, e qui indica il popolo di Israele e in modo particolare i suoi rappresentanti, l'istituzione tradizionale giudaica, la casta sacerdotale, allora il potere, un potere civile e religioso ed economico. Ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, è tutto pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Il destino di molti missionari. Perché il popolo ebraico, nella sua espressione massima, appunto l'istituzione tradizionale giudaica, la casta sacerdotale, il potere, non accetta l'invito. Non lo accetta per interesse. In che senso? Non lo accetta per convenienza. In che senso? Beh, l'istituzione tradizionale giudaica, la casta sacerdotale che allora deteneva il potere, era riuscita a fare passare una certa immagine di Dio, quella di un Dio esigente, che vuole continuamente per sé doni, offerte, sacrifici. E naturalmente aveva stabilito un rigoroso prezzario per tutto questo. E quindi tanti soldi arrivavano nelle casse del Tempio di Gerusalemme. E con i soldi il potere, con il potere i privilegi. Qualcuno diceva che nel Tempio di Gerusalemme più che cantare i salmi si contavano i soldi. È un rischio sempre dietro l'angolo, mai morto. L'immagine di Dio che Gesù veicola è l'opposto. È quella di un Dio che non chiede doni ma si dona, non chiede sacrifici ma si sacrifica, non chiede offerte ma si offre. È chiaro che se fosse passata questa immagine di Dio, il sistema sarebbe crollato. Il sistema fatto appunto di soldi, di potere, di privilegi.
E allora Gesù andava fatto fuori il più in fretta possibile, e così poi è accaduto. Allora il re, di fronte a questo rifiuto, si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Probabilmente questa è una profezia della fine di Gerusalemme, che avviene nell'anno 70 ad opera dei Romani. Gerusalemme viene distrutta. È una profezia pronunciata da Gesù, è una profezia, come si dice, ex eventu, elaborata poi dall'Evangelista successivamente ai fatti. Non è così fondamentale saperlo. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. I crocicchi. È interessante notare come il termine greco utilizzato, e che viene tradotto con crocicchi, indica il punto in cui terminano le strade urbane e iniziano i sentieri campestri. Il termine greco utilizzato indica il punto in cui praticamente iniziano le periferie intese in senso geografico, certamente, ma anche in senso esistenziale, e cioè, come direbbe Papa Francesco, gli scartati, e cioè i poveri, gli ultimi, invisibili, quelli che non contano nulla agli occhi del mondo. A questi il re invia i missionari. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, cattivi e buoni, dice il testo originale. L'invito ad entrare nel regno è rivolto a tutti. Per Dio nessuno di noi è il suo male, per Dio ciascuno di noi sono le infinite potenzialità di bene che ci abitano. Quindi chiama tutti, il suo invito lo rivolge a tutti, il suo amore lo rivolge a tutti, nessuno è escluso dall'invito, nessuno è escluso dal suo amore. Però questo invito non è deresponsabilizzante, è gratuito, universale, ma non deresponsabilizzante. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti, tutti, sono chiamati, ma pochi eletti. Non basta essere invitati al banchetto di nozze, non basta essere invitati a diventare collaboratori nell'avvento del regno di Dio. Occorre avere l'abito nuziale, cioè dire occorre compiere certe opere di solidarietà, di condivisione, di pace, di fraternità, di amore. Solo chi compie queste opere ha l'abito nuziale, solo chi compie queste opere può degnamente partecipare e concorrere a realizzare la vita del regno di Dio. Chiediamo allora allo Spirito Santo che ci aiuti ad essere missionari credibili perché coerenti e gioiosi, che lo Spirito Santo ci aiuti ad essere missionari credibili del Signore Gesù, il cui sangue è significato dal sangue dei martiri, dal sangue dei testimoni.
brano di Vangelo che abbiamo ora ascoltato ci parla della fede di Maria, fede che è un po' il modello di riferimento della fede di ogni credente. E allora cerchiamo di cogliere alcuni tratti, alcune dimensioni di questa fede di Maria. Intanto, lo abbiamo ascoltato, è una fede che non rinuncia all'esercizio dell'uso della ragione. È una fede che domanda. Si domanda che senso ha il saluto dell'angelo e all'angelo domanda come è possibile questo dal momento che non conosco uomo. Questa seconda domanda si spiega facendo riferimento alle tradizioni culturali dell'antico Israele, dove il matrimonio si articolava in due fasi. C'era una prima fase, il cosiddetto sposalizio, e in questa fase la donna e l'uomo continuavano a vivere separati, ciascuno a casa propria, e non potevano avere rapporti sessuali. Poi c'era una seconda fase, chiamata nozze, in cui i due andavano a vivere insieme, quindi a quel punto lì potevano avere rapporti sessuali. Ecco, Maria si trova nella prima fase del matrimonio, nella fase dello sposalizio, quindi vive ancora separata fisicamente da Giuseppe e con Giuseppe non può avere rapporti sessuali. E quindi domanda: com'è possibile che io resti incinta se non posso avere rapporti sessuali? Ecco, la fede di Maria è una fede che non rinuncia all'esercizio della ragione. Fede e ragione sono entrambi dono di Dio e quindi sono chiamate a camminare insieme, a crescere insieme, in armonia. Una fede che non ricorre all'esercizio della ragione, una ragione che non ricorre alla fede, è una fede povera, è una ragione povera e le derive possibili sono tante. Poi Maria con la sua fede ci insegna che credere non è assentire ad una dimostrazione chiara ed evidente o ad un progetto privo di incognite e di conflitti. Una vergine che resta incinta. Come spiegarlo a Giuseppe? E se Giuseppe non ci avesse creduto a questa storia, i rischi per Maria erano grossi. C'era il rischio cioè della morte per lapidazione sulla soglia della casa paterna. Credere non è assentire ad una dimostrazione chiara ed evidente o ad un progetto privo di incogniti e di conflitti. Credere è fidarsi di Dio e affidarsi a Lui. Credere è rimettere la nostra vita nelle sue mani, perché sia Lui ad esserne l'unico vero Signore. La fede non è possesso, garanzia, sicurezza. La fede è resa, consegna, abbandono. Chi crede non avanza nella serena luminosità del giorno. Chi crede cammina nella notte, pellegrino verso la luce. Finché siamo su questa terra, la nostra conoscenza è una conoscenza nella penombra della sera. La conoscenza nella pienezza della visione è per il dopo. Un grande autore cristiano, Pascal, afferma che finché siamo su questa terra c'è luce sufficiente per chi vuole credere e ombra sufficiente per chi non vuole credere. Questa luce sufficiente è Cristo Gesù, presente nella sua parola, presente nei sacramenti, presente nella comunità, presente negli ultimi, presente nella sua parola,
Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica rimane in me e io in lui. Presente nei sacramenti, in modo particolare nell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Presente nella comunità dei credenti, dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Presente negli ultimi, nei poveri, negli scartati, negli invisibili, in quelli che non contano nulla agli occhi del mondo. Qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me. Perché fidarsi di Dio? Maria si fida di Dio perché è stata colmata del suo amore, è la piena di grazia. Colmata del suo amore in modo gratuito, senza alcun merito e permanente. E noi? Noi siamo chiamati a fidarci di Dio perché Egli ci ha mostrato il suo amore donandoci il suo unico figlio, morto per noi sulla croce. Prova più forte di questo suo amore non poteva donarci. Ecco, cari fratelli e sorelle, prendiamo Maria Santissima come compagna nel nostro cammino di fede. I suoi insegnamenti, i suoi esempi, la sua materna protezione ci aiuteranno a vivere la fatica, il buio, la pesantezza del nostro cammino, in modo tale da trasformare questa pesantezza, questa fatica, questo buio in occasioni per purificare e crescere nel nostro amore per Dio e per i fratelli. Amen. Ripercorriamo insieme la pagina di Vangelo che è stata ora proclamata. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Perché vanno da Gesù e non vanno dai farisei e dagli scribi? I farisei erano coloro che rispettavano con rigore tutte le norme, gli scribi erano gli esperti di Sacra Scrittura che conoscevano a menadito. Perché i pubblicani e i peccatori vanno da Gesù e non vanno dai farisei e dagli scribi? Perché i farisei e gli scribi non vanno a cercarli, li giudicano con disprezzo, li condannano senza appello. E perché allora vanno da Gesù? Vanno da Gesù perché Gesù va a cercarli e non li giudica e non li condanna. Va a cercarli là dove sono, nel loro peccato, per offrire loro una relazione, per offrire loro la possibilità di fare un tratto di strada insieme, per offrire loro la possibilità di ascoltarsi reciprocamente senza pregiudizi. Vanno da Gesù perché intuiscono che la sua parola è l'unica parola capace di donare pienezza di vita, di donare felicità. Ecco perché vanno da Gesù. E i farisei e gli scribi mormorano, sono infastiditi da tutto questo. Mormorano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro.
Un rabbi non avrebbe mai dovuto fare una cosa del genere. Mangiare con gli impuri rende impuri, secondo la loro mentalità. E Gesù come risponde a questa reazione infastidita dei farisei e degli scribi? Risponde con 3 parabole. La parabola della pecora smarrita, della moneta perduta e la parabola del padre misericordioso e dei 2 figli. Che cosa accomuna i 2 figli? Li accomuna un'immagine sbagliata che essi hanno e del padre e della casa in cui abitano. Vedono nel padre un padrone, vedono nella casa una prigione. E allora un bel giorno il figlio minore, lo avete sentito, chiede al padre: dammi la parte di eredità che mi spetta. Il padre avrebbe potuto rifiutare, avrebbe potuto non acconsentire a questa richiesta, non aveva un obbligo in tal senso, e però gli dà questa parte di eredità che gli spetta. Lo lascia andare, lo lascia libero di fronte al male che questo suo figlio vuole compiere. Lo ama e perciò lo lascia libero. Dio educa attraverso la legge, attraverso i profeti, ma poi lascia i suoi figli liberi di prendere le decisioni che vogliono. Se no non sarebbe amore, se non rispettasse la libertà dei suoi figli. Questo figlio minore se ne va e spende tutti i suoi soldi con feste, amici, prostitute, e ad un certo punto si ritrova senza soldi ed è costretto a fare il mandriano di maiali. Maiali erano considerati dagli ebrei animali impuri, quindi fare il mandriano di maiali era un mestiere infame. Non ha neanche da mangiare. E allora decide di ritornare a casa. Quindi non ritorna a casa perché è pentito, non ritorna a casa mosso dall'amore verso il padre, ritorna a casa mosso unicamente dall'interesse personale. Non ce la fa più vivere quella vita. Lui che era abituato a un ben altro tenore di vita. E temendo la reazione del padre, cosa fa? Pensa alla scenetta che dovrà recitare quando si troverà di fronte a suo padre. E si incammina. Il padre, che non ha mai smesso di attenderlo, lo vede da lontano. E cosa fa? Gli corre incontro. Non gli permette di recitare la scenetta che lui si era preparato. Lo abbraccia, lo bacia e dice ai suoi servi: facciamo festa, e lo riveste della dignità di figlio attraverso l'abito, attraverso l'anello. Come vedete, il perdono del Padre è un perdono gratuito, incondizionato. Non gli dice ti perdono se, no, perdono gratuito e incondizionato, a cui segue la conversione del figlio minore. Finalmente il figlio minore avrà l'immagine vera del Padre, che è misericordia, che è amore fedele,
che è amore senza fine. La conversione segue al perdono incondizionato, non prima la conversione e poi il perdono. No, prima il perdono incondizionato e gratuito che dice il vero volto di Dio, e a questo vero volto di Dio il figlio si converte, finalmente accoglie il padre per quello che è, perché ha capito chi è suo padre. La parabola potrebbe concludersi qua, ma invece prosegue, avendo come destinatari coloro che si ritengono giusti, coloro che si ritengono buoni, coloro che si ritengono perfetti, appunto il figlio maggiore, che è nei campi. Lui è rimasto sempre a casa, ma è rimasto a casa come schiavo, considerando il padre un padrone. Torna dai campi e sente suoni, non capisce. Un servo gli va incontro e gli spiega che è in corso una festa voluta da suo padre perché è tornato a casa il figlio minore. E lui si arrabbia, perché ritiene quella festa profondamente ingiusta. La ritiene ingiusta perché lui è vissuto in quella casa da servo, considerando il padre un padrone. Il padre esce e lo supplica di entrare e gli rivela il suo vero volto. Cosa gli dice? Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Capisci finalmente chi è tuo padre, chi sono io, appunto? Il Vangelo non dice se il figlio maggiore è entrato o non è entrato in casa, ma egli è l'immagine di coloro che si ritengono giusti, perfetti, irreprensibili e che vivono il rapporto con Dio come un rapporto servo-padrone. Io ti servo, tu in cambio, un rapporto commerciale. Ci sono persone che non sono contente se non sanno che l'inferno è pieno, perché se l'inferno è vuoto, allora che senso ha servire il Signore? Non hanno capito niente. Hanno un'immagine sbagliata di Dio. Quell'immagine sbagliata che Gesù stigmatizza nella pagina di Vangelo che abbiamo ora ascoltato. Il credente non è colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Il credente è colui che assomiglia al Padre che è nei cieli praticando un amore simile al suo. E parlando di misericordia di Dio e di fraternità, permettetemi di citare l'inizio del testamento di frate Francesco, che proprio di questi temi tratta. Sapete bene che il testamento costituisce un po' il criterio interpretativo di tutti gli scritti di Francesco, una trentina, e anche delle sue biografie, delle biografie più antiche. Dice così comincia il testamento. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. È una traduzione dal latino, ma non coglie bene il senso. Sarebbe più corretto dire di incominciare il mio cammino di conversione così.
quando ero nei peccati, cioè quando conducevo un'esistenza autocentrata, autoreferenziale, unicamente votata all'affermazione di sé, quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. La vista dei lebbrosi provocava in frate Francesco un disgusto fisico, ma soprattutto esistenziale, perché il lebbroso era l'immagine dell'emarginato, dell'escluso, di quello che non conta niente agli occhi del mondo. Era l'immagine di tutto ciò che lui non voleva assolutamente essere. E il Signore stesso, all'origine del suo cammino di conversione c'è il Signore, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. Per grazia del Signore, Francesco va a vivere con i lebbrosi, come i lebbrosi, non tanto per i lebbrosi, questi siamo capaci tutti a farlo, ma con i lebbrosi e come i lebbrosi. E questa la considera una grazia Francesco, perché è all'origine del suo cammino di conversione. E allontanandomi da essi, dai lebbrosi, ciò che mi sembrava amaro, a loro vista, mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. Cioè Francesco, grazie a quella esperienza, capì che la pace del cuore la si ottiene solo vivendo sine proprio, lui scrive, cioè senza nulla di proprio e nella restituzione di tutto al Signore, da cui tutto proviene, proprio come Gesù, che leggiamo nella lettera ai Filippesi, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. Ecco, cari fratelli e sorelle, concludo. Affermare che l'uomo è figlio di Dio, direi che è facile. Tutte le persone religiose lo affermano perché hanno cara la teologia ortodossa. Ammettere che l'uomo è mio fratello, è più faticoso. Ma è questo il compito che tutti ci attende. E solo se assolveremo a questo compito, solo se custodiremo in noi questa tensione che ci porta a vivere la relazione con l'altro come la relazione con mio fratello perché figlio dell'unico Padre che è nei cieli, solo se farò così potrò partecipare alla festa, nel tempo e in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen.